Bentornati su questa rete e soprattutto su Medicina Confronto. Grazie di essere qui a sentirci anche questa sera perché sarà una puntata, secondo me, piuttosto interessante. Parleremo di stati vegetativi e di minima coscienza, dal coma alla vita, questo è sottointeso ed è il nostro sottotitolo. Gli ospiti di questa sera, il professor Fulvio De Nigris, che è alla mia sinistra, con questa bella barba, assieme al dottor Leonardo Padrin. Il professor Fulvio De Nigris, poi lo sentiremo parlare, ci racconterà una bella storia e capirete chi è e perché è qui. Viene da Bologna apposta per noi. Il dottor Leonardo Padrin, voi sapete che è il consigliere regionale, presidente della Commissione Sanità, quella commissione che si occupa proprio della nostra salute, e grazie a quella commissione noi abbiamo finalmente, dopo 16 anni, il nuovo piano sociosanitario. Ovviamente per via politica tra governo e giunta regionale stanno facendo uno strano giochetto per bloccare anche i desideri del popolo, della Commissione e quindi del Consiglio regionale per la gestione della sanità, che deve essere di ampio spirito democratico e non di vertice. Lo devo dire perché questa è la notizia di questi giorni ed è una brutta notizia quando la politica si interessa del normare, dal centro, del normare l'autonomia regionale. Posso dire una cosa? Prego, su questo? prego. È una notizia depistante perché è stata messa in circolazione senza che avesse una base, in quanto la Corte Costituzionale, che ha ricorso contro il piano sociosanitario del Veneto per 2 questioni, deve ancora fissare l'udienza, e le udienze che sta fissando le fissa a fra un anno. Quindi voglio dire, chi ha messo in giro la notizia o è una persona che si droga e quindi non risponde di quello che dice, oppure deve essere un chiaro veggente. Cosa più probabile è che sia una persona che ha interesse a indebolire l'operato della Commissione e del Consiglio regionale per quanto riguarda l'approvazione delle schede ospedaliere e delle schede territoriali, dove noi vogliamo che ci sia nel Veneto trasparenza nelle scelte e non ci siano privilegi per determinati territori. Chiedo scusa. Grazie a Leonardo Padrini di questa doverosa precisazione che personalmente condivido in pieno, e voi sapete che di sanità ne mastico anche perché vengo da quel mondo e in quel mondo ancora vivo, e quindi so benissimo la fatica che la Quinta Commissione fa per fare le cose che servono ai cittadini. E con questo chiudo questo tipo di argomento e grazie a Padrini. Gli altri ospiti ho la professoressa De Septis, è un avvocato e insegnante di biodiritto e giurista alla Marcianum di Venezia. Grazie di essere qui. Ecco il grande Adriano Cestrone, che è un medico, è stato anche il mio direttore sanitario, di questo ne ho un grande piacere, che è il direttore generale sia dell'azienda ospedaliera di Padova, quindi ospedale e università, sia in sostituzione del povero dottor Fortunato Rao, che è venuto a mancare poco più di un anno fa, sia quindi dell'azienda ULSS territoriale. E devo dire un'altra cosa buona, come quella che diceva Padrin, fa parte del buono del Veneto, uno stipendio, 2 incarichi pesantissimi, quindi ti ringraziamo anche di questo perché tu hai fatto in anticipo una spending review, in grande anticipo, grazie Cestrone. E adesso l'ingegnere Antonio Ereno, è un ingegnere esperto di qualità ed è presidente della Commissione Qualità di Confindustria, e qui un po' per la qualità delle cose che ci servono e un po' anche perché fa parte di quel gruppo di familiari, di qualcuno di voi che è anche a casa che ascolta, che ha avuto qualche problema in caso di coma o stati di minima coscienza. Intanto ringrazio voi tutti e introduco il tema. Il professor De Nigris, Fulvio De Nigris, vedete, è una persona che già a vederlo capite quanto di buono ci sia, è l'uomo che ha un'empatia innata, lo vedete. Il professor Fulvio De Nigris oggi ci racconta una storia e lo ringraziamo perché è una storia che lo riguarda molto da vicino. Beh, grazie dell'invito. Io in realtà sono un familiare esperto, nel senso che mi sono imbattuto in questa parola coma che non conoscevo, e questo è successo nel 97, quando mio figlio Luca, che aveva allora 15 anni, figlio mio di Maria Vaccari, quindi 2 genitori che non sapevano nulla di coma, va in questa condizione per un'operazione purtroppo che va male.
va male perché Luca era un idrocefalo dalla nascita, aveva un problema di scoliosi abbastanza forte, ma era un ragazzo intelligente, sereno, molto ironico, insomma era bello stare con lui come è bello stare con un bambino da parte dei propri genitori. Studiava greco e latino peraltro. Sì, faceva il liceo classico, era un ragazzo molto amante del cinema, della televisione anche. Io sono un giornalista professionista e in una televisione privata facevamo due personaggi, due detective che andavano in giro un po' a fare delle cose in giro per la città. E quando Luca è andato in coma, noi genitori ci siamo trovati davanti a questo grande problema, questo grande buco nero, e abbiamo imparato a nostre spese a capire che cosa era il coma. E allora noi non riuscivamo in Italia a trovare una struttura che fosse in grado di ricoverare Luca, e quindi facemmo una gara di solidarietà, si crearono gli Amici di Luca e raccogliemmo oltre 100 milioni di vecchie lire con i quali partimmo e andammo in Austria. In Austria noi imparammo a capire come stare vicino a Luca. Siete stati in Austria, a Innsbruck? A Innsbruck. Da Gestenbrand o il suo allievo? No, siamo stati da Saltuari, da Leopold Saltuari, sì, che venne a visitare Luca, disse che c'era un potenziale di salute per questo ragazzino di 15 anni, quindi aprì una speranza a noi genitori, che era una speranza sulla quale noi ci aggrappammo in maniera molto, molto forte, e insieme agli amici raccogliemmo questi fondi e partimmo in Austria. Poi anche l'azienda US si rese conto che Luca doveva andare in Austria e poi ci rimborsò l'80% delle spese sostenute. In Austria noi, anche lì era un albergo a 5 stelle, una bellissima clinica, ma anche lì potevamo stare non tutto il tempo con Luca, però era molto bello stare durante la terapia con nostro figlio. Noi cominciammo a imparare cosa voleva dire comunicare con lui, cercare le potenzialità di espressione e di comunicazione che lui aveva, e nel giro di 3 mesi Luca si svegliò dal coma. Tra l'altro noi come genitori, anche abbastanza intuitivamente e creativamente, come lo sappiamo essere noi italiani, portammo i burattini a Innsbruck, perché Luca era un grande amante del teatro dei burattini. I nostri amici burattinai vennero a fare spettacoli per Luca, e allora questa esperienza di risveglio noi la portammo a Bologna, e quando tutto sembrava che andasse meglio, perché poi Luca tornò a casa nel Natale del 97, sarebbe dovuto ritornare il febbraio 98 ancora a Innsbruck per ancora un ciclo di cure, purtroppo la notte tra il 7 e l'8 gennaio Luca muore nel sonno, e quindi il dolore privato di 2 genitori che però avevano fatto diventare pubblico questa esperienza, questo messaggio, questo percorso, che era un percorso di cura e un percorso di vita. Allora noi pensammo, io e Maria, di non lasciare perdere questo grande motore, come descrisse Maria in un articolo che si era messo in moto, e quindi questi 100 milioni li mettemmo in palio e in ballo per una casa dei risvegli, una struttura nuova che avesse al centro la famiglia, al centro della terapia. E quindi dal 97 fino al 2004, cioè dal 98 fino al 2004, con il dottor Roberto Piperno, che è il direttore della struttura, con l'azienda US di Bologna, col Comune di Bologna e le strutture e istituzioni locali, abbiamo creato questa struttura che oggi è accreditata presso la Regione Emilia-Romagna come codice 75, quindi alta specializzazione neurologica, dove c'è la parte sanitaria, ma anche la parte professionista non sanitaria, che è appannaggio dell'associazione e adesso della cooperativa sociale per Luca, e poi c'è una grande azione del volontariato e un grande lavoro di formazione e accompagnamento della famiglia. Questo credo che sia il grande salto, il grande snodo, cioè il fatto che la famiglia sia attore di un percorso, perché molto spesso noi sentiamo i medici parlare di famiglia, no? La famiglia come risorsa, la famiglia come protagonista, però poi dopo la famiglia in un reparto ospedaliero, lo vediamo, difficilmente riesce a far agire questa sua presenza, perché il ritmo, il tempo del reparto ospedaliero è molto diverso dal ritmo e dal tempo della vita. Io ritengo che una struttura come la Casa dei Risvegli Luca De Nigris, che ha dei moduli abitativi dove la famiglia può vivere con il proprio caro diventando parte attiva della terapia, può essere un format che si potrebbe espandere ed estendere a tantissime altre patologie. Da questo punto di vista è una scelta vincente, cioè il fatto che la famiglia è in un percorso di cura e viene formata per il rientro al domicilio, e l'80% delle persone per fortuna
rientra al domicilio cosiddetto risvegliato, ma c'è anche quel 20% che non ha risultati apprezzabili, che anche noi seguiamo in un percorso diverso, che però li porta sempre a un miglioramento, a un benessere e a un miglioramento di vita. Oggi dobbiamo renderci conto che queste condizioni non sempre portano alla guarigione, ma noi diciamo sempre che gli inguaribili non sono incurabili, quindi la cura per loro è la cura di tutta la famiglia, il miglioramento e il benessere di un nuovo percorso di vita. Questa è una bellissima cosa, gli inguaribili non sempre sono incurabili, cioè c'è sempre qualcosa da fare, specialmente per il gruppo che li segue, che tecnicamente vengono chiamati caregivers, quindi chi legge di queste cose sappia che stiamo parlando proprio di quei soggetti. Dottoressa, avvocato, professoressa De Nigris, De Septis, cara Elisabetta. Elisabetta, come inquadriamo giuridicamente il diritto alle cure di questi soggetti? Sì, sicuramente un diritto alle cure è previsto dal nostro ordinamento giuridico. Perché ha detto che pur inguaribili hanno diritto alle cure. Questo certamente come per tutti. La differenza sta nel fatto che il nostro ordinamento giuridico non prende in considerazione lo stato vegetativo o lo stato di minima coscienza in sé per sé considerati. Perché non hanno volontà da esprimere nel consenso per quei motivi lì? No, più che altro perché non c'è una normativa, non ci sono delle leggi che hanno ad oggetto espressamente lo stato vegetativo, lo stato di minima coscienza. Per cui c'è una tutela sicuramente generale espressa dall'ordinamento, tra l'altro insomma è il caso di precisare che parliamo di situazioni di gravissima disabilità quando ci riferiamo allo stato vegetativo e allo stato di minima coscienza. Se ne è parlato molto in occasione della vicenda di Eluana Englaro, ma generalmente ancora non si comprende bene in che cosa consistano queste situazioni e la gente pensa che siano delle situazioni di fine vita confondendole con il coma, così non è, oppure pensa che siano delle malattie allo stadio terminale. Sono invece delle forme di gravissima disabilità che interessano sia il fisico che la psiche, che non hanno però una apposita disciplina nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano. Di questo si sente anche la mancanza, se vogliamo, perché non essendoci una disciplina specifica, vi sono storie quotidiane di diritti negati e all'interno delle associazioni sappiamo bene che vi sono tante situazioni. Si sente perciò la mancanza di questa specifica normativa e forse il problema sarà risolto qualora sia approvato il disegno di legge che riguarda l'alleanza terapeutica, il consenso informato e le dichiarazioni anticipate di trattamento, perché l'articolo 5 prende in considerazione lo stato vegetativo e lo stato di minima coscienza, facendo anche riferimento all'accordo del 5 maggio 2011 della Conferenza Stato-Regioni sul documento Linee di indirizzo per l'assistenza delle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza, che è stato fortemente voluto dalle associazioni che sono stati interlocutori privilegiati anche del Ministero della Salute per un documento di questo tipo, recepito già da alcune regioni italiane, non dal Veneto mi pare, ma speriamo insomma che possa essere recepito a breve. Abbiamo un grande esponente che penso che possa anche farsi carico di queste cose, perché è molto sensibile a questi argomenti, perché è più dalla parte del paziente che dalla parte della casta, dobbiamo dirlo. Scusami, è la mia impressione, perché è fondata. Grande dottor Adriano Cestrone, e qui c'è la notizia per i nostri telespettatori. In tutto questo panorama che nel Veneto è possibilmente previsto e delineato dalle linee guida, ma ancora non è normato, Padova ha già qualcosa. Noi ci siamo trovati nel 2002 in una situazione di grossa difficoltà, perché l'ospedale geriatrico, che poi in breve tempo è stato chiuso, aveva una serie di pazienti in stato vegetativo, però con quelle disposizioni degli stanzoni grandi c'era il problema anche degli odori. E quindi avevamo vari pazienti ricoverati in questi stanzoni, non potevamo avere delle stanze singole, c'era una situazione logistica molto difficile. La gente, c'era qualche protesta sicuramente, dove abbiamo dovuto fare di necessità virtù, come spesso succede, no? E allora ricordo... E avete inventato qualcosa di sperimentale per la prima volta.
siamo messi d'accordo allora con l'Opera Immacolata Concezione, che è una struttura nuovissima, modernissima, eccetera, e lì abbiamo fatto un accordo con la struttura in questo senso. Lì ci sono delle stanze singole e quindi molto più vivibili, che non avevamo all'ospedale. Singole con servizi, con tutto. Con servizi, con tutto, e quindi con una formazione poi che abbiamo fatto grazie al primario della lungodegenza, il dottor Castagnaro, abbiamo fatto una formazione sul personale infermieristico e anche sul personale, sugli OTA, il personale di assistenza. Tutto di estrazione ospedaliera. Però, tutto, sì. E adesso noi abbiamo molti pazienti ricoverati in questa struttura, che vengono seguiti per la parte più strettamente sanitaria da noi e per la parte più assistenziale, diciamo, dall'OIC. Sì. E le cose sono molto migliorate. Non abbiamo la possibilità, forse sicuramente come c'è a Bologna, nella casa di risveglio, una casa, questo no, non c'è, però la possibilità di vicinanza dei parenti, della famiglia, c'è, e questo è molto importante. Senti, proprio in qualcuno, io ne avevo proposta, qualcuno dei tuoi operatori da mandare a vedere come funziona a Bologna per avere idee nuove di sperimentazione assistenziale, è possibile farlo? Certo, senz'altro, questo difatti lo vedremo adesso. Stavo dicendo, di recente, da un anno circa, poi un caro amico ha avuto un problema di questo genere alla moglie, e la moglie è ricoverata proprio in questa struttura e il marito la segue ogni giorno in pratica, con una presenza molto importante, e devo proprio toccare con mano che il miglioramento delle qualità di vita della paziente sono stati importantissimi, molto maggiori di quanto avrebbe potuto essere solo l'assistenza che noi siamo in grado di garantire dal punto di vista poi soprattutto infermieristico, ma anche medico, perché lui ogni giorno la sforza, eccetera, e quindi ha dei risultati. Sicuramente non c'è un risveglio, però la qualità della vita è notevolmente anche migliore. Del familiare, perché è più confortato dalla possibilità di accesso, eccetera. Però è possibile ancora migliorare. E qui voglio buttare lì due parole. L'ingegner Antonio Ereno si interessa di qualità. E hai un'esperienza anche tu. Possiamo raccontare una storia anche qui? Sì, in sintesi, sentendo le parole del dottor Cestrone, ho un po' inquadrato anche l'esperienza di figlio. Ho mia mamma che nel dicembre 2008 viene colta in una chiesa da un malore, pronto soccorso, emorragia cerebrale. La mamma aveva 75 anni in quell'occasione. Dopo qualche ora, trasferimento in neurochirurgia, dopo qualche dialogo con i medici e individuato il medico adatto, operazione, coma, la neurochirurgia di eccellente organizzazione, la terapia post-operatoria di eccellente organizzazione con accessi monitorati, e ospedale di riabilitazione, anche lì purtroppo è da dirlo, dopo una certa età è difficile collocare e far comprendere che c'è la parità dei diritti anche indifferentemente dall'età. Peraltro le associazioni a cui anch'io ho contribuito assieme a Fulvio De Nigris hanno realizzato una cosiddetta Carta di San Pellegrino, dove si esprime che tutti hanno i diritti senza differenza di sesso, di estrazione sociale e di età, soprattutto a questo tipo di cure. Scusami, ti interrompo un secondo. In realtà la riforma di Obama non lo prevede. Dai 65 ai 75 discutono e poi non fanno più nulla, purtroppo. È una sanità che come si dice, scrina secondo l'età e secondo quindi i possibili risultati. Noi abbiamo una sanità migliore. Per noi teoricamente la sanità è uguale per tutti, anche a 95 e 100 anni. Ospedale di riabilitazione a Motta di Livenza, individuato fortunosamente. Una buona cosa anche questa, no? Certo, e poi
l'approdo all'Opera Immacolata Concezione. Quindi a questa struttura di cui parlava il dottor Cestrone. Perfetto. Grazie, un secondo, dopo la pubblicità rimanete con noi e parleremo ancora di questo, 2 minuti solo di intervallo. Eccoci ancora qui, riprendiamo con Antonio Ereno. Allora, la mamma alla fine approda alla Mandria. Approda all'Opera Immacolata Concezione sì. nel settembre. Diciamo Mandria perché a Padova si confonde geografico. il quartiere con l'Opera Immacolata. Sì. È una struttura sanitaria che di fatti ha dato la localizzazione. E allora a livello italiano, sì, col senno di poi, si scopre che Padova ha la più grande concentrazione di posti letto per persone in stato cronico, quindi fase post-acuta, sui circa 140-150 posti letto italiani, 24 sono a Padova, ed è un grandissimo primato. È un riconoscimento anche all'USL 16. Mio padre è lì tutti i giorni? È tutti i giorni lì, e grazie, come diceva anche il dottor Cestrone, alla presenza del caregiver, nonché anche amministratore di sostegno, anche questo è un altro tema di cui approfondire. Del sociale ormai, mia madre non ha avuto le regressioni che molte altre persone in questo stato possono avere, ma l'assistenza, l'affetto, lo stimolo, la presenza quotidiana, la mia telefonata quotidiana hanno fatto migliorare progressivamente la mamma. Ha delle attenzioni ormai, risponde. Ha delle attenzioni. Poi è arrivata la nipotina, e la nipotina, quando lei ha i momenti, diciamo, di attenzione, di maggior minima coscienza, sorride, la accarezza, abbraccia. Poi non sempre, ovviamente, Gianluca, tu sei esperto di queste materie, il cervello risponde perfettamente, però devo dire che è la famiglia, come diceva Fulvio De Nigris, che nel suo complesso, opportunamente istruita, opportunamente supportata, con dovute sostegni, crea e migliora giorno per giorno la situazione di queste persone. Però penso che la gestione li possa essere ancora migliorata, perché ho trovato da elementi così che di mia conoscenza che la gestione sanitaria normale sia minima, cioè essendo legata a una gestione, diciamo, generalista, non di specialisti che magari potrebbero con il farmaco off-label, ma ovviamente c'è letteratura, ma off-label, perché dare lo stimolo con serotoninergico e dopaminergico al cervello, potrebbero dare determinati altri stimoli farmacologici e addirittura alimentari che li si tende a normare così. Io capisco che costano, però potremmo anche dire la famiglia vuole un attimino aiutare, si compra sto farmaco che poi costa 20 euro, gli diamo mezza pastiglia al giorno in più perché la mutua non la passa, ecco, siamo a questi livelli. Si può ancora migliorare, perché questa è un'attenzione che si deve avere per questi casi che vedono nella quotidianità dei barlumi di coscienza che possono essere anche grandi cose per chi vive un affetto che a fine vita, adesso siamo sugli 80 anni ormai, no? Ma quindi, ho compiuto 79 anni. E il papà quanto ha? Mio padre l'altro giorno ne ha compiuti 78 e il mese scorso hanno compiuto 50 anni di matrimonio. Anche questa, in quella struttura che è la loro casa. Ormai è la loro casa. Ecco. Comunque è una buona cosa, una cosa positiva. Dottor Padrin, nonché Leo per gli amici, che è il suo nome di battaglia, Leonardo Padrin fa una battaglia per migliorare la riforma sanitaria. C'è poco da fare. L'impianto del piano sociosanitario nel Veneto, assieme ai colleghi della Commissione, è stato, al di là delle linee politiche, è stato condiviso e portato da voi in Consiglio regionale, è stato a larga maggioranza approvato. C'è qualcuno però che rema contro, a parte che remino contro con le notizie di stampa un po' precoci, qualcuno rema contro. Adesso si tratta di proseguire nel piano di territorialità, cioè voi avete fatto una grande cosa, avete detto che la ULSS non è l'ospedale, sono tutte le strutture sanitarie che trovate dietro casa. Diciamo che si inizia a considerare la sanità in modo diverso dal passato, perché nel passato, specialmente nel Veneto, sanità voleva dire ospedale. Tu negli ospedali in passato, per la loro diffusione e per le loro caratteristiche, trovavi tutto ciò di cui avevi bisogno e rappresentava anche psicologicamente una sicurezza.
Però questo era un modello che andava bene 100 anni fa, forse 70 anni fa, non certo 20 anni fa, perché già allora iniziava un cambiamento che non si poteva fermare, perché era un cambiamento legato a delle condizioni molto più generali e molto più globali. Il piano distingue il territorio e l'ospedale che è ipotizzato nel piano è un ospedale molto efficiente, è un ospedale che è in grado di dare tutto ciò di cui ha bisogno una persona che entra in ospedale, perché solo in ospedale trova non dei servizi, ma trova la degenza e trova la risposta per l'urgenza e per l'emergenza. Quindi in ospedale si va esclusivamente quando c'è un intervento chirurgico che abbisogna della degenza e quindi ha bisogno della terapia intensiva. Qual è il passaggio che è meno giuridico ma è più culturale? È legato al fatto che anche un evento grave non può essere un evento definitivo, per cui se in ospedale ritrova la totale autosufficienza va bene, altrimenti è marginale anche nell'intervento della sanità. E questo lo si vede sia per gli stati vegetativi, perché noi nel piano abbiamo pensato a una rete riabilitativa che riesca a dare delle risposte per i vari livelli, per le varie necessità di riabilitazione, ma è un elemento che va esteso anche ai 25.000 posti letto che ci sono in Veneto delle residenze per anziani non autosufficienti, perché anche in quel caso, e può sembrare marginale rispetto ai discorsi che stiamo facendo stasera, ma l'impostazione culturale è la medesima. Se un anziano entra in una struttura per non autosufficienti e riceve esclusivamente delle cure di tipo farmacologico, quell'anziano è destinato a spegnersi, mentre se a quell'anziano vengono dati stimoli dal punto di vista culturale e un'assistenza in grado di non di guarirlo per una non autosufficienza che ormai è definitiva, ma che migliori la qualità della vita e lo migliori fisicamente, è evidente che noi non solo abbiamo un rispetto per quella persona, ma lo mettiamo nelle condizioni di vivere questa parte della sua vita, che è la parte più fragile, in condizioni di rispetto della sua umanità e della sua storia nella nostra comunità e nella nostra società. Quindi cambia la dimensione della sanità con questo piano, perché oggi molti stati vegetativi vengono di fatto aggiunti a delle residenze per anziani, quasi fosse un parcheggio definitivo. Ecco. E la risposta che danno queste strutture, come dire, è una risposta di tipo industriale. Non so se mi spiego, cioè rispettano certamente quelli che sono i parametri previsti dalle leggi regionali e dall'accreditamento, ma in realtà manca quell'elemento che è la speranza, che è la fiducia, che è la forza che si dà nell'assistere una persona che esiste ancora, non è in una sorta di anticamera della morte. Arriveremo allora a introdurre un regolamento di attuazione perché più diffusamente sul territorio siano presenti strutture che arrivino fino a questo tipo di assistenza? Vede, io ho paura delle grandi fabbriche di servizi sociosanitari che si occupino di disabili, che si occupino di anziani o di stati particolari come quelli vegetativi. Quando una struttura è molto grande sento proprio la presenza di un efficientismo che toglie umanità e secondo me rispetto a questo dovremmo tornare indietro dal punto di vista culturale, perché ormai le grandi strutture secondo me rischiano in molti casi, non in tutti per fortuna, di dare solo quello che è obbligatorio dare per non perdere soldi. Sì. E farle piccole, questo adeguate. È un elemento secondo me devastante. Quanti posti letto ha Fulvio De Nigris? Ma guardi, la struttura dell'azienda USLA di Bologna ha 10 posti letto.
Se noi pensiamo che questa idea è nata nel 98, quando anche lì c'era la crisi, quindi sembrava un'idea un po' folle di 2 genitori, mentre in realtà la sperimentazione di 10 posti letto, che è diventata una struttura accreditata, è stata una scelta vincente. Io voglio dire che oggi è un numero giusto, secondo voi? È un numero giusto per il turnover che ha e per la specializzazione che ha. Bisognerebbe fare tante reti di strutture del genere. Io poi devo Posso interrompere un secondo? Sì. La regia, e le ringrazio i ragazzi della regia, ci presenta il libro di Fulvio De Nigris, Sento che ci sei. Fatelo vedere per cortesia anche ai telespettatori, perché già dal titolo capite che cosa significa stare accanto a queste persone. Sento che ci sei, dal silenzio del coma alla scoperta della vita. Sì, perché il Sento che ci sei in questo caso è rivolto ovviamente a Luca, che è una senza presenza, no? Che in qualche modo ci ispira a me e Maria Vaccari, che è presidente degli Amici di Luca, giorno dopo giorno nelle cose che facciamo. È presente anche nella struttura, anche se la sua faccia si vede in un quadro di Volfango come anamorfismo, ma è anche il Sento che ci sei delle famiglie che credono, sentono e sono convinte, io lo sono con loro, che queste persone comunicano, sono vive e hanno un modo di essere felici che viene testimoniato giorno per giorno da questo clima di serenità che c'è nelle famiglie. Ogni qualvolta noi parliamo di queste condizioni con quel senso un po' di tristezza e di dolore, non è che questo non ci sia, ma c'è anche un grande senso di felicità, di serenità, anche Antonio adesso lo testimoniava, che effettivamente è vero, una vita che continua in maniera diversa e che ha uno stile di vita diversa. Ma io volevo riallacciare quello che diceva giustamente lui, il discorso della cultura, perché vedete oggi noi abbiamo sempre questa idea che la sanità sia legata ai soldi. Ora, io non nego che questo in parte sia vero perché la crisi c'è, ma se noi vediamo a tutto quello che fanno le associazioni, a quello che fanno le famiglie, noi ci rendiamo conto che se oggi la politica praticamente entra di nuovo nella società per progettare il futuro, ecco che allora noi possiamo pensare ad un futuro migliore anche in assenza di risorse, perché oggi l'età di queste persone si sta innalzando. Questo cosa vuol dire? Che anche le famiglie non sono più giovani e che quindi questa ricaduta di questa persona, di queste persone, va nella società. Ma se noi restringiamo tutto ai centri di riabilitazione, che sono pure importanti, noi non guardiamo al problema nella sua visione più ampia, che è quella del ritorno al domicilio nel tessuto sociale. Quanto siamo in grado noi, società, di accogliere questa persona senza avere paura della sua condizione e di quello che mette in dubbio nelle nostre certezze. Ecco che allora i tavoli di confronto, che le linee guida di cui parlava prima Elisabetta De Septis sugli stati vegetativi pongono, e che tutte le regioni consultino le associazioni, facciano dei tavoli di confronto progettuali su progetti precisi, progetti che oggi si spostano molto nella grande sfida del domicilio, del dopo, delle strutture di lunga assistenza, dove queste persone possono diventare un problema come gli anziani, ma non sono anziani, sono un altro problema. Un problema che le RSA possono affrontare ma non fino in fondo, che strutture dedicate possono affrontare insieme alle associazioni che rappresentano le famiglie, insieme agli specialisti, insieme agli educatori professionisti che devono essere però formati costantemente verso una condizione nuova sulla quale anche loro non sono perfettamente preparati. Lo dico su di me, io nel 97, quando Luca improvvisamente è andato in coma, io ero assolutamente digiuno di quello che voleva dire coma, stato vegetativo e cosa voleva dire stare vicino a questa persona. Da allora in poi io, come altre famiglie, altri professionisti, abbiamo fatto un salto di qualità, di esperienza. Questa esperienza deve essere messa a frutto. Ecco perché regioni virtuose, regioni meno devono mettersi insieme, ed ecco perché noi a Bologna abbiamo fatto questa conferenza di consenso che appunto sta licenziando un documento nel quale bisogna dare corpo a quelle linee guida attraverso osservatori, tavoli di confronto, giudizi di valutazione di qualità
su quelle che sono le proposte delle regioni, perché tutti quanti insieme, da diversi punti di vista, abbiamo lo stesso intendimento, ed è un intendimento di un processo interculturale, interdisciplinare, che ci coinvolge tutti, professionisti e non. Quindi un altro tipo di struttura, che è una struttura assistenziale, ma in realtà è una struttura familiare, tutto sommato. È una struttura sociale, famiglia, una struttura sociale, culturale, c'è volontariato, sì, eccetera. del Quindi è una struttura aperta. Tutte risorse messe tra l'altro è un insieme. esempio anche di solidarietà a chi non conosce queste cose, è un esempio per i giovani, eccetera. Quindi sono cose da trasformare. Tu ne hai 24 posti letto, sono tanti, quindi sei stato anche un po' tanto pilota in questo, però ecco, i miglioramenti possono esserci. La Regione certamente non può prevedere di farne dappertutto, però piccoli centri per provincia, specialmente dove c'è la possibilità di farli, sì, perché non è una casa di riposo, no, è un qualche cosa di diverso. Diciamo che bisogna dare un supporto, come diceva prima il professor De Nigri, multidisciplinare, e quindi non è pensabile che ci sia una turnazione di operatori che hanno tutt'altra formazione. E quindi anche qua il processo di formazione di questi è legato a un aggiornamento, sì, che è sicuramente di carattere scientifico, ma che non è solo scientifico, perché mai come in questo caso non è l'esportazione di un neo, dove cioè, è un sentire, credo. Io non ho un'esperienza fortunatamente diretta, perché si è conclusa un po' prima quella di mio padre, ma nel momento in cui non c'è il ritorno rispetto al tuo agire, di fatto vai nel panico, perché dici, cioè, è un'attenzione che non si è preparati ad avere. Certo. E cosa quindi... faccio, chi mi aiuta, dove andiamo? Elisabetta, dal punto di vista, tu sei anche esperta di etica e hai avuto un grande maestro che era il presidente del Comitato Nazionale di Bioetica. Stiamo per percorrere delle strade in cui ci avviciniamo più al tecnicismo e ci allontaniamo dall'etica. Come la vedi tu, esperta di biodiritto? Ma, ho molto apprezzato gli interventi che sono stati fatti con riferimento all'umanità. In effetti è un punto fermo, no? Soprattutto in queste situazioni di cui stiamo trattando, gli stati vegetativi e gli stati di minima coscienza, anche perché queste persone hanno un sentire particolare, per cui un rapporto con loro, che sia un rapporto umano, sicuramente può fare la differenza, anche nei risultati, negli esiti. E appunto per questo è fondamentale riprendere anche quello che è l'alleanza terapeutica, il rapporto medico-paziente. In questo caso non ci può essere un rapporto tout court tenendo conto delle problematiche delle persone in stato vegetativo o in stato di minima coscienza, però un buon rapporto anche attraverso l'amministratore di sostegno che rappresenta le persone in stato vegetativo e in stato di minima coscienza con i medici può rendere il percorso più sereno, più efficace e anche più proficuo, perché molto spesso i familiari lamentano il fatto che non sono facili i rapporti con i medici, che magari sono sempre di corsa, mentre vorrebbero magari soffermarsi per sapere di più cosa fare, cosa è possibile fare per il loro caro. Quindi io direi che dal punto di vista etico il rapporto umano e soprattutto la relazione particolare medico-paziente in questo caso, che poi si traduce in una relazione tra l'amministratore di sostegno e i medici, sia sicuramente essenziale. Ma è ancora un problema medico o è marginalmente medico ed è più assistenziale e sociale? Ma è sicuramente un problema assistenziale, un problema sociale, ma anche un problema medico, perché queste persone hanno bisogno di percorsi anche personalizzati. Io a volte, quando si parla appunto della normativa in relazione a stati vegetativi e stati di minima coscienza, faccio spesso riferimento alla legge 38 del 2010 che tratta tutt'altra cosa, quindi cure palliative e terapia del dolore, però mi sembra una legge molto ben strutturata proprio perché fa riferimento
riferimento a percorsi personalizzati. Ecco, queste persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza hanno bisogno di percorsi di assistenza, ma più che altro di riabilitazione che siano personalizzati, e questo tra l'altro consentirebbe anche di evitare spese improprie e sicuramente di seguire una forma di assistenza che è più proficua nei confronti della persona. E tu hai conoscenza del centro, diciamo, dei COMI, di stato vegetativo persistente o di minima coscienza di Padova, lo conosci. Allora, secondo te è abbastanza adeguato come fatto o cosa c'è da migliorare? Sì, conosco la struttura a cui si faceva prima riferimento dell'Opera Immacolata Concezione, è un'ottima struttura, sicuramente all'avanguardia. Sicuramente è possibile agire ancora più proficuamente sul rapporto medico-paziente e sul percorso personalizzato, sì, che ancora forse risulta sfuggente. Noi parliamo di una struttura di eccellenza. Lì quindi bisogna formare la parte medica, perché evidentemente c'è troppa una parte medica, troppo di medicina generale, non tanto specializzata nell'ambiente. Beh, la formazione specialistica è lì, appunto, come prevede anche la legge 38, che io porto a modello anche sì, per gli stati di cui stiamo parlando, prevede anche una formazione personalizzata da parte sì, di medici e di sì, operatori sanitari. Sarebbe il caso, credo appunto, che il dottor Cestrone penserà di qualificarli meglio, vero dottor Cestrone? 2 minuti di intervallo per la pubblicità e ritorniamo tra voi. Eccoci ancora qui di nuovo. Allora diamo la parola, dopo il parere dell'avvocato De Septis, al dottor Cestrone. Io ho vissuto abbastanza da vicino l'esperienza con questo mio amico e con sua moglie, e l'idea che mi sono fatto è che indubbiamente ci vuole un dialogo molto maggiore tra il medico, ma non solo il medico, anche il personale dell'assistenza, sì, perché il personale dell'assistenza poi è quello che vive più ore al giorno vicino al paziente, e ci vuole un dialogo più forte, ci vuole io credo che bisogna fare una sinergia terapeutica tra il medico, che non è la persona forse più importante, perché è più importante forse il personale di assistenza che è a contatto tutto il giorno con questi... Che accudisce proprio. No? E quindi riesce a vedere anche delle cose minime che difficilmente in un rapporto di breve durata riesce a cogliere. Ecco, io credo che forse l'esperienza anche di altri ci potrebbe essere di aiuto per migliorare in questo senso il rapporto con il personale e la famiglia. Anche con le esperienze altrove, di altrui. Perché l'esperienza sicuramente la persona che è affezionata riesce a dare delle cose che nessun altro può dare. E credo che questo sia da sfruttare, in termini positivi, non in termini negativi, da sfruttare maggiormente. Per migliorare. Allora, i due familiari, De Nigris... Io credo che appunto il caregiver è un professionista, cioè la Comunità Europea ha riconosciuto al caregiver questa qualità, quindi è una qualità che sicuramente va integrata nel processo di cura. Io credo che l'alleanza terapeutica sia poi questa, il fatto di negoziare giorno per giorno diversi punti di vista, perché il mondo sanitario è un punto di vista tecnico, culturalmente non umanistico, il punto di vista invece dei familiari e anche degli operatori può essere un punto di vista diverso. Giorno per giorno viene negoziato questo raffronto e questo confronto attraverso anche momenti critici su cui fare tesoro. Io dico sempre, anche nella nostra struttura, nella casa di risveglio Luca De Nigris, è l'infermiere che la mattina bussa ed entra nella casa, nell'appartamento del familiare, sapendo che quello è il suo territorio, ma in quel momento è principalmente il territorio della famiglia. E in questo senso essere in una struttura che è un ospedale, ma non è un ospedale, perché ha le caratteristiche della famiglia, ti fa capire che cosa? Che giorno per giorno c'è un territorio di nessuno che diventa proprio
per chi lo vive, e quindi far interagire chi sa di coma e chi vive il coma è un'interazione molto forte, da cui nasce secondo me quel percorso intorno a questo letto di un ospite, che noi ancora chiamiamo o chiamano paziente, ma è un ospite, intorno al quale ci sono varie professionalità, compresa la famiglia, che è un professionista che dà il suo contributo. Antonio Ereno. I progetti di miglioramento sono assolutamente tutti positivi, ad esempio comunicare con il caregiver e non solo parlare, sì. E la differenza dei due verbi è abissale, sì. Imparare a comunicare non è facile, parlare è molto fruibile. La formazione del personale sanitario, tutto compreso, quindi temi tipo la pedagogia sanitaria, l'assistenza a queste persone non è una semplice attività da infermiere normale, sì. Vanno integrate queste competenze e soprattutto poter essere in grado di offrire ai caregiver delle opportunità o strutturate a cura dell'ASL o anche privatamente, perché tutti hanno le loro disponibilità, di sostegni che possano non, come si dice, gli inguaribili non sono incurabili, ma comunque possono contribuire a migliorare il benessere complessivo delle persone ospiti e dei caregiver. Le possibilità sono enormi, anche a costi contenuti, perché, come dire, è corretto razionalizzare la sanità, ma non razionarla. Grazie. E adesso l'ultima parola per concludere, il parere di Leonardo Padrini, che si sarà fatto anche un'opinione, sentendo anche gli altri che hanno avuto queste esperienze. Ma diciamo che l'ultima parola è una bella responsabilità, in quanto programmatore per il ruolo di amministratore pubblico che ricopro in Consiglio regionale. Io credo che questo sia un ambito che deve rientrare in una logica programmatoria ben precisa, sì. E cioè escluderei senz'altro la privatizzazione o l'appalto, cioè se noi vogliamo avere una costanza per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento, vuol dire che noi o queste strutture vanno date in concessione a ambiti dove l'elemento motivazionale è molto forte, per cui ci può essere una forma di collaborazione fra la sanità, che dà quel supporto tecnico e scientifico di cui c'è bisogno, e quell'umanità di cui si parlava prima, che sicuramente può esprimere anche un operatore, ma mai nelle dimensioni di un familiare. E quindi credo che questo sia uno dei casi nei quali maggiormente deve essere forte la responsabilità della pubblica amministrazione, che non può mancare da questo punto di vista, perché altrimenti torniamo al concetto di prima della fabbrica, dove formalmente tutto è ineccepibile, ma in realtà manca quell'atomo che fa muovere il mondo e che è proprio l'umanità, l'amore, che solamente una persona che ha avuto esperienze o sta vivendo un'esperienza può comunicare a chi non riesce a comunicare secondo le forme tradizionali, e questa è la differenza. Come è impossibile pensare di caricare al privato sociale la responsabilità di un sistema, certo, che richiede una multidisciplinarietà come questa. Quindi la programmazione regionale prenderà carico anche di questi dati, ringraziando anche l'esperienza di Padova, che è positiva. Direi che a Padova nel 2002 fu un'innovazione sotto tutti i punti di vista, che adesso sta pagando il fatto che è di 10 anni fa, senza per questo togliere nulla a nessuno. Chiaramente questo, secondo me, può essere una di quelle parti del piano che si va a riscrivere proprio in funzione di ragionamenti che sono usciti stasera. Grazie infinite ai nostri ospiti, quindi Leonardo Padrini, Fulvio De Nigris, vado a rotazione, l'ingegnere Antonio Ereno, il dottor Adriano Cestrone e l'avvocato professor Elisabetta De Septis. Adesso vi ringrazio ancora tutti, ringrazio gli ospiti, vi ringrazio se voi guarderete, perché avete conosciuto una nuova realtà in internet,
la casa di Luca De Nigris, oppure la casa dei risvegli Luca De Nigris, oppure gli amici di Luca. Sono quei due siti che voi potete guardare non solo per curiosità, ma per capire, conoscere, comprendere e anche solidarizzare, partecipare con noi a questa grande opera culturale di trasformazione della sanità in qualche cosa che serva veramente alle famiglie. Grazie a voi per l'attenzione, grazie ancora tante ai nostri ospiti, vi aspetto alla prossima.